Consigliere Barresi ha parlato di inettitudine burocratica per quanto riguarda la vicenda di questa delibera. Voi ovviamente voterete a favore, ma avete aspramente criticato in aula ciò che è successo. Guardi, è l'ennesima prova e riprova di un messaggio che ormai questa amministrazione ha consacrato in questo primo anno e mezzo di consigliatura. Il problema è che vengono portati atti quotidianamente in cui gli errori a livello amministrativo, burocratico, ma anche politico, ovviamente politico perché intendiamo l'emanarsi di un atto del genere, espressione di un indirizzo politico dove poi gli uffici lavorano, ma varianti portate senza le VAS che devono essere necessariamente ormai prodotte per legge, debiti fuori bilancio passati in consiglio comunale come sentenze passate in giudicato, mentre paradossalmente ci si accorge dopo quasi 2 o 3 mesi dall'approvazione del debito che ci sono delle opposizioni su questi decreti ingiuntivi. Quindi noi come opposizione, ma come cittadini in primis di buonsenso, ovviamente denunciamo nei confronti delle procure, nei confronti della Corte dei Conti, che questi fatti ormai sono cronici e ormai non abbiamo più tempo da perdere, che si facciano gli atti amministrativi seri per questa città.